Anche quest'anno il comune di Joppolo, Giancaxio, ha preparato un ampio programma sull'estate joppolese, nastri sotto gli astri. Spettacoli per bambini, animazione, saggi di danza, la festa degli emigrati, concerti bandistici, per arrivare a sabato 3 agosto e domenica 4 con la tradizionale sagra del melone giallo, che vedrà impegnati lo chef Rosario Matina nella preparazione di pietanze a base di melone giallo, degustazione, specialità per assaporare i sapori del melone. A seguire concerto musicale tradizionale popolare, fino ad arrivare a domenica 18 agosto con la proiezione di un film sull'emigrazione. Iniziato sabato la prima serata con il gruppo SDM di Raffadale, una scuola di ballo. Ci saranno tantissime serate, ormai i programmi sono in distribuzione, ma quello su cui puntiamo di più è la sagra del melone giallo. Quest'anno è alla sua 20ª edizione, quindi c'è da venire a Joppolo per venire veramente a gustare delle cose fatte proprio con il melone giallo e per godersi delle bellissime serate. Molte le manifestazioni che si svolgeranno quest'anno, la sagra è il culmine di tutta l'estate joppolese, ma ci sono altri eventi importanti. Uno di questi eventi sarà il 1° di agosto e il 2 agosto e sarà una manifestazione contro la violenza di genere. Ci sarà una maratona per le vie del paese e poi la seconda giornata ci sarà invece una pièce che riguarderà invece direttamente questo tipo di tema, cioè la violenza di genere, contro la violenza di genere. Poi ci sarà la sagra che quest'anno sarà articolata in 2 giornate. La prima giornata sarà itinerante, quindi la degustazione sarà in 4-5 quartieri del paese, che saranno addobbati e ci sarà la degustazione di alcuni prodotti con a base il melone. La seconda giornata invece è la tradizionale degustazione del riso in piazza e la fetta di melone che verrà data a tutti. L'ultimo si conclude con un altro evento che è la festa degli emigrati, ci sarà la proiezione di un film. Questo film è stato girato per una TV francese. Siccome una parte di questo film è stato girato a Joppolo, quindi cogliamo l'occasione per proiettarlo e far vedere gli emigrati nella loro evoluzione, cioè praticamente ci saranno 3 generazioni di emigrati e si fa vedere con questo film cosa succede man mano che ritornano al loro paese o al paese dei loro genitori o dei loro nonni. Tutto si conclude il 24 agosto con un bel ballo in piazza.